Tutti dicono sono morti bianche. Vi assicuro di in bianco non c'è niente, assolutamente niente. C'è il dramma, c'è il dover andare avanti giorno dopo giorno e basta. Da noi da quel 29 aprile, un anno ormai che non abbiamo più voglia di niente, ecco, solo di chiedere giustizia e che sia rispettato nostro figlio e come nostro figlio tutte quelle persone che sono andate al lavoro e non sono più tornate a casa. Un anno senza Mattia, eppure in questo condominio di via Magellano Montebelluna, Nuovo di Zecca, sembra non essere successo nulla se non fosse per questi fiori e le lacrime di una madre, un padre e una sorella. È la mattina del 29 aprile 2021 quando Mattia Battistetti, operaio di 23 anni, viene travolto e ucciso da un bancale di impalcature del peso di 15 quintali. Per quei fatti è stata aperta un'inchiesta, 8 gli indagati tra vertici aziendali e responsabili del cantiere. L'ipotesi di reato è omicidio colposo e si attendono decisioni da parte del Tribunale di Treviso, anche se mamma Monica non ha dubbi. Mattia è stato ucciso dal carico che si è sganciato dalla gru perché mancavano dei pezzi. Quindi questo è una cosa imperdonabile. Si poteva benissimo evitare, ma purtroppo il dio denaro, il far presto, è quello che importa. In memoria di quel figlio, i genitori speravano in un piccolo gesto. Avevamo chiesto che venisse mantenuto il ricordo di Mattia con un pezzettino d'erba e qui dietro ci siamo trovati un tombino. Questa è la sensibilità, ma non importa. Oggi i miei genitori hanno portato una piantina, i miei genitori di 80 anni hanno portato una piantina per ricordo di Mattia. Purtroppo dopo un anno è cambiato che nulla, perché il dolore è sempre lo stesso di quella mattina che ero qui. È cambiato che hanno finito il fabbricato che stava costruendo Mattia, però nella nostra vita purtroppo è tutto come quel giorno lì, tutto il buio, tutta la tristezza, la malinconia, la mancanza che si sente dal mattino alla sera. Quindi purtroppo è sempre uguale. Un dolore che ancora mutolisce. Papà Giuseppe non riesce a parlare, la mente e il cuore sembrano fermi a quella mattina di un anno fa. L'unica carezza al cuore arriva da chi a Mattia ha voluto bene. È il caso di una coppia di amici, Eleonora e Sebastiano. Che ieri sono diventati nuovamente genitori di 2 gemelli, Mattia e Victoria. Grazie per averci onorato con il nome di Mattia. Grazie.